TG Plus News edizione di Treviso, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 giugno, si è verificato un grave incidente stradale lungo la superstrada pedemontana. Due auto si sono scontrate tra di loro ed entrambe si sono ribaltate. Tragico il bilancio. È morto un ragazzo di appena 20 anni, Filippo Piccolotto, e due persone sono rimaste ferite gravemente. Sul posto sono intervenuti il SUEM 118, i vigili del fuoco dal distaccamento di Castelfranco Veneto e la polizia stradale. Sul posto è giunto anche l'elisoccorso. A causa dell'incidente la pedemontana è stata momentaneamente bloccata in direzione Treviso. Lo riportano le testate locali. Ancora cronaca. Alle ore 7 di oggi, sabato 14 giugno, i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto sono intervenuti in viale Trieste per domare un incendio che ha coinvolto un ricovero attrezzi annesso a una casa a 2 piani. I vigili del fuoco hanno evitato il propagarsi delle fiamme all'abitazione, limitando i danni al ricovero attrezzi che tuttavia è andato completamente distrutto nel rogo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Successivamente i pompieri sono entrati in azione per spegnere del tutto gli ultimi focolai rimasti. Le cause e l'origine dell'incendio sono al vaglio dei carabinieri di Castelfranco Veneto. Cambiamo argomento, parliamo di economia. Il Veneto è quarto in Italia con il 7,2% delle imprese agricole under 35, prima regione del nord Italia dopo Sicilia, Puglia e Campania. Nella nostra regione sono 3.601 le aziende agricole guidate dai giovani, il 6% sul totale di 61.582 imprese, in leggera flessione del 2,2% nel 2024 rispetto all'anno precedente. A livello provinciale il primato va a Verona con 863 under 35 alla guida di aziende agricole, in controtendenza rispetto alla media regionale e nazionale con un incremento del 2,9%. Segue a breve distanza Treviso con 854 aziende giovani. A quota 543 imprenditori troviamo Padova, seguita da Vicenza con 463 aziende e Rovigo con 423. Quindi Venezia quota 271 e Belluno con 184 giovani titolari, secondo i dati del rapporto della Fondazione Divulga. E continuano gli appuntamenti del fitto calendario di iniziative dedicate ai 50 anni dalla fondazione del Centro della Famiglia di Treviso. Domenica 15 giugno il centro invita tutte le famiglie della diocesi a Famiglia in Festa, un momento di ritrovo e condivisione. La giornata, organizzata in collaborazione con l'Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare, inizierà alle ore 10:30 con la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, nella chiesa di San Nicolò, e proseguirà con il pranzo al sacco comunitario nel vicino chiostro del seminario vescovile, dove la festa continuerà anche nel pomeriggio con un ricco programma di attività, giochi e intrattenimento e una sorpresa finale per i più piccoli. Per partecipare alla giornata è gradita la conferma di partecipazione che si può fare anche via mail all'indirizzo 50@centrodellafamiglia.eu. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.